Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Dalla Supercoppa di Lega Pro dello scorso maggio al poker di Gonzales nel 5-1 dell'andata. La 29esima giornata del campionato Serie B-Win scrive un altro capitolo di Novara Portogruaro. Seconda contro terzultima, al Piola punti importanti per promozione e salvezza con tanti assenti da entrambe le parti. Tesser senza Porcari, Morganella, Geller e Ludi. Agostinelli deve fare a meno di Cunico, Scozzarelle, Spinar e Altimier. E dopo un minuto di silenzio per Massimo Ranzani, militare deceduto in Afghanistan, inizia il match agli ordini di Massa d'Imperia del Super Portogruaro nella prima mezz'ora. La prima azione di Gerardi con il tacco si libera di Lisuzzo da apprezzare il grande gesto tecnico. Poi la conclusione finisce alta. Ancora Portogruaro al minuto 28. Schiavon rientra sul sinistro. In due tempi c'è la parata di Uicani. Sempre solo Portogruaro che gioca una buona parte del primo tempo. L'occasione qui è per Memushai, l'albanese rientra sul sinistro, carica la conclusione. Nessun problema per Uicani che controlla l'uscita del pallone. Si arrabbia tantissimo Tesser in panchina e allora si sveglia finalmente il Novara al minuto 33, la più grande occasione del match. Palla all'indietro per Bertani, il cross in mezzo per Rigoni che a porta praticamente vuota riesce a calciare su Rossi. Incredibile l'errore del trequartista del Novara. Assist perfetto di Bertani. Rigoni non riesce però a siglare il gol dell'1-0. E allora ancora Portogruaro con la conclusione da fuori da parte di Schiavon e sempre Uicani a dire di no. Grande prova da parte di Schiavon. Al finire del primo tempo si vede ancora il Novara, qui Gonzales, la sua prima e unica conclusione verso la porta. Bravo Rossi a distendersi per evitare lo svantaggio. Ancora Novara, apertura per Marianini, il taglio di Bertani che anticipa Cristante ma non riesce però a trovare i pali della porta di Rossi. Ancora l'attaccante a segno 12 volte in questo campionato di Serie B-Win ad avere una grande occasione. Carica al destro da 25 metri, esalta la doti atletica di Rossi. Si va a riposo sullo 0-0 tra Novara e Portogruaro. Meglio il Portogruaro nella prima parte, poi esce la distanza al Novara. Nella ripresa, prima occasione per gli ospiti. Tarana prende la corsia laterale, il cross in mezzo per Gerardi che gira bene anticipando Lisuzzo, ma non trova però la porta di Uicani. Prova il Novara con il cross di Pinardi per Gonzales che di testa anticipa Cristante ma non riesce però a trovare la porta. Ancora Portogruaro che ribatte colpo su colpo, conclusione dalla distanza di Schiavon, il solito Schiavon. E sempre Uicani in due tempi a negare il gol al Portogruaro. Ci prova fino alla fine il Novara. Bertani 1-2 con Gonzales, entra in area, il suo è un tiro cross, non c'è nessuno però pronto all'appuntamento. È sempre 0-0, porta stregata per il Novara. Esce Pinardi, entra Motta che ci prova due volte dalla distanza. Qui Rossi con un miracolo, la mano di richiamo e ancora Motta al minuto 83. E bravo Rossi a mettere il calcio d'angolo. E l'ultima emozione del match, a sorpresa finisce 0-0 tra Novara e Portogruaro. Il Portogruaro trova il primo punto dopo due sconfitte. Per il Novara il secondo pareggio consecutivo, il terzo match senza vittorie.